Napoli capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. In questa puntata contano le dimensioni. Siamo in una delle piazze più grandi d'Europa, Piazza del Plebiscito. Assaggeremo alcune fra le pizze più grandi di Napoli, Aro de Carré, e parleremo di uno dei più grandi artisti napoletani, Pino Daniele. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Antonio Fucito, ho 44 anni e da piccolo volevo fare il chirurgo. Sono Giovanna Sposito, ho 30 anni e da piccola volevo fare l'attrice. Sono Valentina Cappiello e da piccola volevo fare la ballerina. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Ciro Tutino, insieme a mio fratello Antonio gestiamo la pizzeria Bro Ciro Antonio Tutino a Piazza Mercato. Ciao, sono Salvatore Martino della pizzeria Oro Bianco, Napoli. Sono Enrico Di Pietro del Palapizza, il palazzo della pizza a Frattamaggiore. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Arco di Sant'Eligio Maggiore, a 100 metri da Piazza Mercato, dove ad attendermi ci sarà Antonio per andare a mangiare una grande Aro de Carrette, perché oggi veramente tengo fame. Andiamo! Oggi ci troviamo all'Arco di Sant'Eligio, a pochi passi da Piazza Mercato. L'arco è un imponente passaggio che si trova accanto alla chiesa di Sant'Eligio Maggiore, patrono degli orafi e dei fabbri. Essendo uno dei principali mercati di Napoli e situata a ridosso del porto, la piazza era un crocevia di commercianti, marinai e popolani che affollavano la zona. Sono Antonio Fucito, ho 44 anni e da piccolo volevo fare il chirurgo. Poi mi sono ritrovato a fare altro. Sono responsabile infatti del brand e dei progetti della testata enogastronomica di Sapore e ho fondato da solo il blog garage.pizza in 3 lingue, italiano, inglese e giapponese. Grazie alla mia passione mangio in oltre 150 pizzerie ogni anno. Non ci credete? Basta seguire i miei account social. Antonio! Henry, tutto a posto? Bene, tu? Bene. Antonio, è ora di pranzo, dove mi porti a mangiare? Da 2 giovani pizzaioli, i Bro. Sono Ciro Tutino, insieme a mio fratello Antonio gestiamo la pizzeria Bro Ciro Antonio Tutino a Piazza Mercato. Siamo la 5ª generazione della famiglia Tutino, famiglia storica che si trova a Portanolana. Perché le persone dovrebbero scegliere la nostra pizza? Perché è una pizza molto identitaria, una ruta di carro che rispetta tutti i canoni della tradizione, ma con tocchi di evoluzione. E cosa mi fai mangiare? Il fattore umano. Ma è una pizza? Hai presente la ruota di carro? Mettici sopra il sugo allo scarpariello, i pomodorini al piennolo marinati, la crema di datterini cotta a legna e poi i pomodorini grigliati. Fior di latte, basilico e olio extravergine d'oliva. Quando come le descritta sembra un quadro, ma siamo sicuri che si voglia una pizza sana fa? Ti presenta la famiglia Tutino in Coppa e Mura? Ma come no? Questa è la 5ª generazione di pizzaioli. Henry, ma tu te la mangiare sta pizza? Certo. E vieni appresso a me. Come va che pizza io? Aspetta! L'impasto è morbido ed elastico, ottenuto da una lunga lievitazione che garantisce digeribilità e fragranza. Schiacciare i pomodori a mano è un gesto che richiama la tradizione e sottolinea l'artigianalità. Questa tecnica mantiene piccoli pezzi di polpa che arricchiscono il sapore e danno una sensazione più fresca. Ciro. Antonio, come stai? Bene, grazie. Enrico Porzio.
Ciao Enrico, Ciao, benvenuto. Piacere. Molto piacere. Enrico, Ciro Tutino, uno dei bro, fa una ruota di carro. Oggi capite che ti piace, però mangiare sì mi piace a me. Allora fai una cosa, vai sopra, prendi un bel tavolo che siamo più tranquilli, nel frattempo mi faccio 2 chiacchiere con Ciro. Ah, buono. Allora Ciro, innanzitutto complimenti per il locale. Grazie mille Enrico, Da grazie. quanto tempo fai il pizzaiolo? Sono quasi 17 anni. Sempre in questa sede. No, qui abbiamo inaugurato nel 2019. E mentre prima? Precedentemente con mio padre e mio nonno nella sede storica. Pizzaiolo a generazione. Siamo la quinta. Però immagino che hai fatto tu. Voglio vedere nei minimi particolari la tua postazione di lavoro. Henry, vieni appresso a me. E da capire is. Pizza della tradizione napoletana a ruota di carro, ma con un impasto diverso, direi. Idratazione. Siamo quasi all'80%. Me ne sono accorto. Il tipo di farina che usi. C'è una tipo 1 e una tipo 2 con aggiunta di avena. E con questo impasto che pizza mi farei mangiare? Ti faccio assaggiare il nostro cavallo di battaglia, il fattore umano. Come è fatto? Sugo San Marzano allo scarpariello, un pomodoro del piennolo marinato, un pomodoro di Corbara grigliato ed infornato e un pomodoro datterino grigliato. Fior di latte, basilico ed olio evo. Ti senti preparato, ma la cottura? Henry, lenta, docile e mai aggressiva. Io però da ci mettere in difficoltà. Riesci a farmi una pizza dedicata a Pino Daniele? È certo che te la faccio. Ah, continui. Allora io raggiungo Antonio, tu mettiti all'opera e fammi vedere che ti fai fa. Fatti una pizza, capumano l'angop, vedrai che il mondo ti sorriderà. Una pizza a Pino Daniele. Secondo me devo partire dalle origini. Terra mia. Anto, eccomi. Finalmente. Sì, Anto, scusami, ma Ciro era molto preparato sulle sue pizze, però io volevo metterlo in difficoltà e gli ho chiesto una pizza dedicata a Pino Daniele. Fantastico. Venime, che compagno. Allora, pizza tradizionale, locale poco napoletano direi, no? Sì, tipo mi ricorda un po' New York, Eh, industrial. Colori contrastanti, chiaro, scuro, Moderno però pure locale. molto, molto elegante. Allora, tu da quanto tempo vieni a mangiare in questo locale? Qui dall'apertura, ma con papà già andavo dai nonni, papà e altro. Da Sì, sei piccolo. un cliente storico. Sì, sì. E oltre a questa pizza che si chiama... Il fattore umano. Il fattore umano. Che pizza mangi di solito? A me piacciono tutte le classiche rivisitate. La rolla e pepe a modo mio, la cosacca conciata, la portanolana, la bro margherita. Quindi di tutte queste pizze della tradizione le ha rivisitate in chiave moderne. Ma allora cosa esce fuori? Per dire tu. Vediamo. Il termine ruota di carro è nato per sottolineare il suo aspetto ampio e la leggerezza dell'impasto, che consente di gustarla senza appesantirsi. È un formato che richiama l'antica arte pizzaiola, legata alle tradizioni popolari di Napoli, quando la pizza era un cibo economico e abbondante. Eccolo. Allora, fattore umano, sugo scarpariello, pomodoro del piennolo marinato, pomodoro datterino grigliato e frullato, pomodoro datterino grigliato, fior di latte, basilico, olio evo, buon appetito. Grazie. Allora Antonio, taglio a spicchi con forchetta e coltello, poi mangiamo in mano alla Assolutamente. napoletana. Ci mancherebbe. 4 parti o... 4. Ok. Tengo fame. Lo dice a me. Vediamo un po' se si già via. Ecco qua. Io non ti aspetto, Piccolina, Vediamo. ti aspetto, facciamo insieme. Buon appetito, Buon appetito, buon appetito. Che dici? Lo senti il sugo di questo fattore umano? I pomodori. Bello. Che dici della cottura? È lenta? Veloce? Ti piace? Perfetta. E poi lo scarpariello è un piatto povero, no? Gli scarpari calzolai, la sanità dei quartieri spagnoli Aversa, quindi erano un po' il ragù, il pomodoro del giorno prima oppure del pranzo, e quindi alla fine è un piatto povero ma buonissimo secondo me. Allora, questa è una pizza semplice ed efficace, perché il pomodoro che prevale
gli altri ingredienti, Poi ma il pomodoro è difficilissimo da trattare, 4 consistenze, la la diversa cottura, tipologia, l'acidità, cioè però ci sono tanti fattori. secondo me l'intento di questa pizza è proprio quello, esaltare il pomodoro, i pomodori. Poi la mozzarella, il fior di latte, il basilico, bella da vedere e buona da mangiare, concordi? Soprattutto buona da mangiare. Anto, ma secondo te gli sta piacendo? Ciro, adesso vado a dare un'occhiata, torna subito. Anto, allora ti voglio ringraziare perché io che sono un amante del pomodoro, questa pizza, oltre ad essere la tua preferita, per me rientra nella top 5 delle mie pizze Sono preferite. contento, Bella, mi piace assai. bella da vedere, confermata il morso, perfetto. Però eravamo nel suo campo. Certo. Ora voglio vedere un attimo La prova del combinata, pensando a Pino Daniele. Io poi ci sono cresciuto fino a i concerti, Daniele, il blues e poi i cambi. Secondo te, Ah. per fare una pizza dedicata a Pino Daniele, a quale canzone avrebbe dovuto ispirarsi? Di ripartire dalle origini assolutamente, però voglio pure qualcosa di più recente. Sicuramente, mo prima che la combinata. Pino Daniele nacque a Napoli in un quartiere popolare. Cresciuto in una famiglia modesta, la sua infanzia fu segnata dall'amore per la musica, alimentato dai suoni e dalle voci della sua città. Com'è andata? Tutto bene? Io non parlo, parla il piatto. Grazie. Aspettiamo la prossima pizza. Oh, voglio vedere dove sta Pino Secondo te Daniele. lui Pino Daniele ho aspetta. qualche dubbio, però vediamo un po'. mai fatto, giustamente. sta roba qua. Un po' che Poi di comunque figo, un po' che di un nome figo. importante, cioè non Vediamo, è così vediamo. semplice fare una cosa buona. Nero a metà è uno degli album più iconici della carriera di Pino Daniele e della musica italiana in generale. Pubblicato nel 1980, rappresenta un punto di svolta per l'artista e per la scena musicale napoletana. Con la sua voce inconfondibile e il suo stile unico, Pino Daniele è e rimarrà per sempre una leggenda della musica italiana. Ecco Ciro. Signori, la nostra pizza dedicata a Pino Daniele, la nero a metà. Alla base abbiamo un ragù di polpo al nero di seppia, appunto per richiamare il nero dell'album, una stracciata, una polvere di olive nere di Gaeta per richiamare terra mia e un tocco d'alleria con amaranto e basilico limone. Anto, direi che non ci resta che assaggiarla, quindi Grazie. giusto il tempo di provarla e ti faremo sapere. Buon proseguo. Grazie. Anto, allora la tagliamo. Sì, comunque mi è piaciuta la descrizione. Sì, Nero a metà ci sta, terra mia pure, alleria. Cioè, c'è che attaccati i piatti proprio più gusto. Perché questa è una rotona di carro. La pizza straborda in maniera esagerata. Sono molto curioso di pizza sentire. bianconera. E questo non va bene, Diciamo effettivamente. che per Però noi in realtà- napoletani. Però in realtà il bianco e il nero esiste da molto esatto. prima, cioè, poi è stato appropriato, come al solito è stato appropriato da qualcun altro. Però Quindi questa pizza, dai profumi, Bella. sembra qualcosa di importante. E poi Pino Daniele, la doppia anima che c'aveva, no? Merita Pino Daniele, Vediamo un pochino. Ecco qua. Allora, andiamo Il all'assaggio. polpo si sente. Mettere ingredienti di mare su una pizza non è facile. Lui è stato anche bravo perché il polpo è tagliato così piccolo che lo riesce a mangiare senza doverlo spezzettare. Lo Quindi- senti e poi dopo si equilibra bene con tutto il resto. E anche il contrasto freddo-caldo, no? Pizza calda con la stracciata fredda. Però senza eccedere negli estremi. Nel giusto equilibrio. Giusto equilibrio. Anto, secondo te gli sta piacendo la nera a metà? Ma sicuramente sì, ci non ti preoccupare. Vabbè, ma che dinocciate. Direi che Pino Daniele è stato promosso. È stato promosso. Ciro è curioso di sapere cosa ne pensa Enrico della sua creazione. Ti dico la verità, una bella scoperta, bro a Piazza Mercato. 2 pizze a ruota di carro, ma innovative. Ti avevo detto, i ragazzi sono bravi. Sono proprio No, bravi. bravi, meritano secondo te il grembiule di È Strapizza il minimo, altrimenti mi arrabbio pure. Allora Andò, dividiamoci i compiti. Io vado a consegnare il grembiule ai ragazzi. E io? E tu Pavocuni. Ma chi sto?
Ciro, Enrico, complimenti. Grazie. Non solo per la pizzeria, perché questo New York style veramente molto bello, pizzeria non pizzeria, però cagni piatto, oppure la pizza è più piccerina. Però complimenti soprattutto per le pizze, il fattore umano, una pizza a base di pomodori, cucinati in diverse consistenze, ingredienti semplici ma efficaci. E poi Terra Mia, quella ispirata a Pino Daniele, cioè tu hai pensato ai luoghi di residenza di Pino Daniele, il Basso Lazio, e al titolo di un suo album, Nero a metà. Vai giù, sei stato veramente bravo. Grazie. E a proposito di Pino Daniele, devo dirti una cosa, io vivrò, sì, vivrò col sapore delle tue pizze, motivo per cui ti consegno il grembiule di Strapizzami di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Vai giù, replicate, ma non imitate, perché pure una pizza a roticar innovativa sa da saper fare.